una manifestazione oggi davanti alla prefettura per sollecitare principalmente l'invio di mezzi, di uomini, in quanto siamo carenti nella nostra provincia. Ecco, attualmente quale sarebbe il fabbisogno necessario alla caserma a Villa Seta e non solo? Si parla che siamo un personale quasi dimezzato, perché ci siamo trovati a lavorare con squadre. Quante persone? Quantifichiamo? Dimezzato, ecco, quanti siete? Spiegateci meglio in modo che la gente lo capisce. Almeno al momento ci vorrebbero altre 50 unità per poter coprire tutto il territorio provinciale, perché ci siamo trovati a lavorare con squadre ridotte, tra virgolette ridotte, di 4 addirittura 3 unità. Capite bene che noi facciamo un soccorso alle persone, siamo dei professionisti del soccorso, facciamo un soccorso tecnico urgente. Quindi quando noi andiamo a soccorrere le persone che ci chiedono aiuto non si può andare a diminuire le personale e in questo caso allo stesso tempo ridurre le condizioni di lavoro, di sicurezza del tutto personale. La gente deve sapere che i vigili del fuoco del Comando di Agrigento sono pochi e i vigili del fuoco non possono più soddisfare subito e tutte le richieste di soccorso che vengono alla sala operativa, perché il personale è carente e dopo un accurato triage che la sala operativa fa in base all'entità dell'intervento, il personale o comunque sia l'utente può anche rischia di attendere anche per molte ore l'arrivo dei vigili del fuoco perché impegnati in altre situazioni. Oggi con questo grido d'aiuto chiediamo al prefetto e ai sindaci di tutta la provincia di Agrigento di farsi portavoce e carico del nostro grido d'aiuto. Quindi per mezzo di interventi risolutivi in modo tale da non ricadere nella tragedia dello scorso anno, perché il fuoco ha bruciato letteralmente tutto e i vigili del fuoco, nonostante l'impegno profuso che hanno messo per gli interventi, hanno rischiato anche di essere calpestati sul vero senso della parola dell'utenza, perché giustamente aspetta invano l'arrivo della partenza. Aiutateci ad aiutarli. Il Corpo dei Vigili del Fuoco oggi manifesta davanti alla prefettura per sollecitare determinate criticità che vengano risolte. Ecco, parliamone con i rappresentanti dei lavoratori dei Vigili del Fuoco. Buongiorno, sono Giuseppe Lunetta e rappresento la Conapo dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Allora, le problematiche sono molteplici, però noi siamo qua per una che è la più grossa di tutti, è la mancanza di personale. Noi abbiamo molta difficoltà ad assicurare alla cittadinanza il nostro intervento. Ci sono molti interventi in coda, abbiamo solo una squadra ad Agrigento e i distaccamenti al limite del personale. Quindi chiediamo che alle autorità intervengano immediatamente per far sì che il personale sia almeno sufficiente, dico almeno sufficiente perché in questo momento siamo insufficienti e non possiamo nemmeno coprire i mezzi che abbiamo in dotazione. Quindi chiedo questo per la cittadinanza e per il nostro Corpo dei Vigili del Fuoco. Grazie. Ecco, oggi noi siamo qua a sostegno del Corpo dei Vigili del Fuoco perché stanno manifestando per sensibilizzare la cittadinanza, anche perché, e questo lo voglio attenzionare, sul fatto che la sicurezza è una cosa che ci appartiene loro come operatività, appartiene a noi come cittadini. Noi sensibilizzeremo il governo, il Palazzo del Governo, il prefetto, Sua Eccellenza il prefetto, affinché dia sostegno e rinforzo a questa unità a garanzia di tutta la cittadinanza. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Grazie.